che ci impegna ogni giorno come cittadini e come servitori dello Stato. È la stessa libertà conquistata a caro prezzo 80 anni fa. Mai come oggi il rumore di alcune armi e il silenzio insidioso di altre nella guerra ibrida e nel dominio cibernetico ci ricordano che pace e libertà non sono conquiste definite, ma beni preziosi da difendere quotidianamente con consapevolezza e responsabilità. Le forze armate nel quadro dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea rappresentano un presidio concreto di questi valori. Sono il volto dell'impegno dell'Italia per la sicurezza, per la pace, per un futuro libero. Difendere la libertà, infatti, significa non solo proteggere un confine, ma preservare il nostro modo di vivere, i diritti delle persone, la dignità dei popoli e il futuro dei nostri figli. Un deferente pensiero a tutti i caduti e ai feriti in servizio. Il loro esempio e la loro virtù sono parte integrante nel modo di essere e ci ricordano il significato dei giuramenti di fedeltà alla patria. Viviamo, inoltre, di valori che non cambiano, immutabili. Il senso del dovere, la solidarietà e la memoria della nostra nazione, del nostro popolo, delle persone che l'hanno servita negli anni. In occasione dell'anniversario della liberazione desidero rivolgere a ciascuno di voi un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione con cui servite quotidianamente il Paese, sia in Italia sia all'estero. Con il vostro impegno date concretezza al concetto più profondo di questa ricorrenza, l'importanza di preservare ogni giorno la nostra storia, scritta nel segno della libertà, valore fondante della democrazia. Buona festa della liberazione, libertà, una storia che si difende ogni giorno.